Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Andiamo a vedere dunque le ultimissime di cronaca. Un pescatore di Tarvisio, Dario Screm, 60 anni, è stato ritrovato questa notte privo di vita lungo il torrente Slizza. La stazione di cave del Predil del soccorso alpino è stata allertata poco prima della mezzanotte dai carabinieri di Pontebba, contattati dai familiari dell'uomo per il suo mancato rientro. Una scivolata o un malore potrebbero essere comunque la causa dell'incidente mortale. Per recuperare la salma, una volta adagiata la barella, è stato allestito con le corde un sistema di paranchi per issarla per circa un centinaio di metri fino a bordo della strada. All'intervento, che si è concluso nella notte, hanno preso parte anche i soccorritori della Guardia di Finanza e i vigili del fuoco di Tarvisio. A marzo la Giunta Comunale di Udine ha prorogato fino al prossimo 30 giugno l'esenzione del pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Fino ad allora gli esercenti non dovranno sborsare nulla per l'utilizzo per i loro plateatici esterni. Dal 1° luglio le cose dovrebbero però cambiare. Da Confesercenti Udine, per voce del suo presidente Marco Zoratti, arriva un appello al comune: reintrodurre la tassa con gradualità, chiedendo agli esercenti non oltre il 50% del dovuto per tutto il 2022, in caso contrario si rischia un vero e proprio salasso. L'istruzione è uno dei nodi centrali del piano generale di politica linguistica per la lingua friulana 2021-25, approvato dalla Regione su proposta dell'Arlef. Fra i 3 macro obiettivi individuati dal piano c'è infatti quello di garantire l'apprendimento della lingua friulana a scuola, e i numeri dell'adesione dei genitori ci dicono che la stragrande maggioranza dei friulani lo condivide. A sottolineare l'importanza della fotografia che ci offrono i dati dell'ufficio scolastico del Friuli Venezia Giulia è stato il presidente dell'Arlef, l'agenzia regionale per la lingua friulana, Eros Cisilino. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25, orario ufficio, dal lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com.